Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa giornata, ringraziamo la Cioccolateria Clicciot per questo invito. Vogliamo festeggiare la terza festa del cioccolato. Noi siamo il gruppo Iena Pacuna, un gruppo di ragazzi italiani e boliviani che propongono danze musiche tipiche della Bolivia. Questo viene fatto esclusivamente a scopo benefico, nel senso che il ricavato da queste manifestazioni lo devolviamo interamente in Bolivia a un progetto che facciamo per bambini poveri, figli di minatori. Quindi in questa giornata vi faremo vedere alcune danze tipiche del folklore boliviano. Ecco, magari alcuni diranno cosa c'entra il gruppo boliviano con la festa del cioccolato, ma come molti di voi sapranno il cioccolato viene dal Sud America e quindi molto del cioccolato che siete abituati a mangiare viene dalla Bolivia, dal Brasile, dal Cile. Bene, adesso vi presentiamo la prima danza, che è la danza del caporale, una danza che fu introdotta in Bolivia dagli africani che, strappati alle loro terre, sono stati costretti in schiavitù in Bolivia e in Bolivia, conquistando i loro territori e portando via le loro ricchezze. Ecco, voi la danza del caporale. Un attimo.
compás, muy suave hacia atrás. Así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Salto caporal, moviendo al compás, muy suave hacia atrás. Así aprenderás el ritmo sensual que te hace soñar. Salto caporal. Guara, che è lingua quechua, la lingua degli Incas, significa stella del mattino, che sarebbe poi l'alba. Questa danza vuole rappresentare le movenze dei pastori che portano appunto all'alba il bestiame al pascolo. Questa è una danza molto allegra, una danza tipica della città di Cochabamba. Ecco voi, Anta Guara. Bianca e finita, come vuoi. Per non
Bene, eccoci pronti alla prossima danza, benvenuti alla terza festa del cioccolato. Ringraziamo Clisciò per questo invito a questa manifestazione dove insieme a degustare del buonissimo cioccolato, vedere dimostrazioni della creazione di opere d'arte in cioccolato, vedere anche alcune danze tipiche del folklore boliviano che vi sarà offerto dal gruppo Yela Pacuna. Yela Pacuna è un gruppo composto da giovani italiani, giovani italo-boliviani e giovani boliviani, che ormai da diversi anni fanno questa attività un po' in giro per tutta la Bergamasca, ma anche toccando tappe al fuori della Lombardia. E quindi in questa giornata vi legheremo con alcune danze tipiche del folklore boliviano, danze molto allegre ma che comunque hanno un significato tutte molto particolare. La danza che vi presentiamo ora è una danza che si chiama il Huayno Potosino, è una danza tipica della città di Potosí, una città che si trova a 4.000 metri d'altezza, pensate, e dove ci sono le miniere del Cerro Rico, la montagna ricca. È la zona dove noi ormai da 10 anni lavoriamo con i bambini poveri, figli di minatori, che grazie all'aiuto di moltissime famiglie bergamasche attraverso il sostegno a distanza aiutiamo. Ad oggi aiutiamo circa 56 bambini e grazie all'attività del gruppo folcloristico sosteniamo tutte le altre spese del progetto e anche il mantenimento di una struttura che abbiamo terminato di realizzare un paio d'anni fa in Potosí, diventato un centro importante per aiutare concretamente tutte le famiglie. Bene, ecco voi il Huayno Potosino.